In centinaia questa mattina hanno manifestato lungo le campagne di via Cassolaro a Favaro Veneto contro l'impianto agrivoltaico previsto sui terreni della Querini Stampalia. Flash mob alla Protezione Civile di Marghera per chiedere civile protezione dall'assedio dello spaccio di stupefacenti. Secondo Gianfranco Bettin la situazione non è mai stata così grave negli ultimi 40 anni. A Venezia residenti di Canareggio e non solo si sono confrontati in un'assemblea pubblica su spaccio e degrado nei sestieri, fenomeni legati anche allo spopolamento che ha creato un pericoloso vuoto sociale. Inchiesta Palude, il magnate di Singapore Ching ha denunciato Claudio Vanin per tentata estorsione, calunnia, false dichiarazioni ai pubblici ministeri e diffamazione aggravata. Forti raffiche di vento e nubifragi, torna l'allerta meteo in Veneto per un'intensa perturbazione dal pomeriggio di domani e fino a lunedì inoltrato. Continuano le polemiche sull'opera della regista georgiana, la cui proiezione alle giornate degli autori alla Mostra del Cinema è stata prima vietata dal Tribunale di Venezia e dopo pochi giorni riammessa. Mostra del Cinema, le battute finali, dunque fra poco le premiazioni ufficiali, il film di Pedro Almodovar favorito per il Leone d'Oro, al Lido atteso anche il neoministro della Cultura Giuli. Eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben ritrovati. E dunque partiamo dalla manifestazione lungo le campagne di via Cassolaro a Favaro Veneto, in centinaia a protestare contro l'agrivoltaico previsto sui terreni della zona, residenti di Mogliano che si sono uniti ai contestatori anche loro alla protesta dunque. Sulle note di Celentano con Azzurro e il ragazzo della via Gluck, in centinaia, come annunciato nei giorni scorsi, hanno sfilato con pecore, caprette e asini lungo le campagne di via Cassolaro con arrivo in piazza Favaro Veneto per manifestare contro l'agrivoltaico previsto sui terreni della Querini Stampalia e contro il raddoppio dell'alta tensione. Attualmente il progetto dei 18 ettari di pannelli è in valutazione impatto ambientale. Abbiamo la centrale che è già stata approvata, sono 13.000 metri quadri che vengono posizionati a 7 metri da un'abitazione. Non esiste. Che il terreno agricolo resti terreno agricolo, non che ci mettono queste cose fotovoltaiche. Noi dobbiamo mangiare, cioè è una cosa che serve più anche per i nostri figli. Non ci hanno ancora detto perché la fanno là. Hanno distrutto un paesaggio, hanno distrutto il mondo, è una vergogna. E non facciamo anche che questo territorio di Venezia diventi lo stesso. Sbrighiamoci finché sia troppo tardi, sbrighiamoci. A unirsi alla protesta, oltre a chi vive a Tessera e zone limitrofe, anche i residenti di Mogliano. La zona incriminata è via d'Azeglio, che è una deliziosa strada dopo il sottopasso di via Marignana. Appena abbiamo saputo che c'erano dei cittadini che avevano la nostra stessa problematica, fatalità, sempre un agrifotovoltaico, è stata la nostra intenzione quella di dare supporto e di dare voce anche a questa causa che è comune e al nostro territorio. Siamo preoccupati entrambi perché comunque questa situazione cosa può creare? Abbiamo cercato un posto che ci desse tranquillità e pace e ci ritroviamo questo. Siamo completamente immersi su 3 lati praticamente, quindi noi ci troviamo il lato sud, il lato ovest e il lato nord filari a 20 metri da casa nostra, 20 metri, non 200, sono solo 20 metri. Ci domandiamo, oltre alla tutela del paesaggio, la tutela delle nostre salute, chi è che vigila, chi è che dà l'ok per questa cosa qua? Si sono posti il problema. Assente il sindaco Brugnaro che era stato invitato dal comitato, in rappresentanza c'era però la municipalità. I calpi vanno coltivati e non sicuramente utilizzati per l'agrivoltaico. In questa battaglia la municipalità di Favaro insieme al comune di Venezia su Cassolaro siamo a fianco dei cittadini. Il comitato non molla. Dobbiamo agire. Agire vuol dire andare in regione, cercheremo per ottobre di organizzare un grosso evento, una manifestazione sempre pacifica per andare in regione e trovare ascolto e fare in modo che loro ci diano delle risposte concrete che vengano poi scritte. Diamo a tutti che si uniscano con noi e che per ottobre vengano in regione e lì vorremmo delle risposte concrete. Ben venga se Zaia si farà vedere. Non ci dispiace, anzi. Da una mobilitazione all'altra andiamo al flash mob alla Protezione Civile di Marghera per chiedere civile protezione dall'assedio dello spaccio di droga.
Noi siamo al massimo storico, al punto più grave di crisi per quanto riguarda la presenza di dipendenze e di spaccio sul territorio da almeno 35-40 anni, ma siamo al minimo storico per servizi, strumenti e risorse messe in campo per fronteggiarlo. Quella che vive Marghera e più in generale il Comune di Venezia sul fronte dello spaccio e delle tossicodipendenze è un allarme del quale è necessario prendere atto per investire in personale, risorse e politiche in grado di confrontarsi con questa drammatica emergenza. Lo striscione srotolato in via Paolucci chiede welfare, servizi e presidi sociali. Ormai è chiaro a tutti che pensare di risolvere un problema così complesso e che non è solo un problema locale con le classiche ricette delle politiche securitarie, con gli annunci e con i proclami non serve, serve un lavoro quotidiano, serio, che è esattamente l'incontrario di quello che ha fatto questa amministrazione. 7 giorni dopo un primo flash mob di protesta davanti al municipio di Marghera è la volta di una manifestazione davanti alla celeberrima sede della Protezione Civile per chiedere civile protezione dal degrado. Da qui il presidente Zaia ha gestito la comunicazione per esempio sulla emergenza Covid e altre emergenze che segnano i nostri territori. Siamo qua perché vogliamo segnalare che esiste un'emergenza che la Regione, per quanto ne abbia la competenza principale, non affronta adeguatamente, che è l'emergenza dipendenze. Se Mestre è stata dichiarata capitale italiana dell'eroina, a Marghera lo spaccio, anche alla luce del sole, è arrivato fino al cuore della città. Piazza Municipio, Piazza Sant'Antonio e vie limitrofe, e persino Venezia città si sta confrontando con un fenomeno che in queste proporzioni si pensava estinto con gli anni '80. Bisogna chiamare in causa anche la Regione rispetto alle poche risorse destinate al SERD, un dispositivo fondamentale che denunciamo da tempo, è sotto organico, dove le liste per le comunità terapeutiche sono lunghissime, di difficile accesso e dove mancano operatori e mancano medici. E su spaccio e degrado nei sestieri si sono confrontati a Venezia in un'assemblea residenti di Cannareggio e non solo. Per sicurezza una volta si faceva riferimento alla questione del lavoro, della salute e dei diritti. Venezia che è sempre stata molto sicura, quindi le persone andavano in giro la sera da sole, i bambini andavano in giro e tornavano a casa da soli, anche molto più piccoli rispetto ad altre città d'Italia. Cosa sta succedendo a Venezia? A cosa si devono situazioni diffuse di degrado e cosa si può fare per invertire la tendenza? All'assemblea pubblica al Teatro Groggia si parte dal caso Cannareggio per ampliare il discorso a tutta la città. Il degrado porta a altro degrado e quindi quando c'è un inizio di degrado, quando c'è un inizio di problema di sicurezza va affrontato immediatamente. E si sono creati tutti questi comitati, associazioni, significa che non c'è risposta da parte della politica. Per questi residenti che Venezia la abitano e non la conoscono solo dalle cartoline sui social, oltre alla repressione dei reati bisogna anche rimediare a monte a quello spopolamento che ha creato un vuoto sociale del quale si pagano le conseguenze. Può succedere che questo vuoto sociale venga riempito dalla speculazione legata al turismo o dal cosiddetto degrado, nel caso di quello che vediamo a Cannareggio negli ultimi mesi, da uno spaccio che avanza. La richiesta è anche di presidi fissi delle forze dell'ordine, ma l'opinione qui è che al di là della repressione occorre anche una visione molto più ampia e profonda di ciò che deve o dovrebbe essere una città. Lavorare sulle case sfitte, e questo significa tante case pubbliche sfitte che devono essere assegnate per riempire quei vuoti che lasciano spazio al degrado, e poi intervenire con un regolamento ferreo sulle affittanze turistiche, perché sono quelle che hanno creato ulteriore vuoto. L'inchiesta Palude adesso, il magnate di Singapore Ching Chat Kwong ha denunciato Claudio Vanin per tentata estorsione, calunnia, false dichiarazioni ai pubblici ministeri, diffamazione aggravata, contestando le dichiarazioni dell'imprenditore sulle vicende legate all'area dei Pili e agli acquisti dei palazzi Donà e Papadopoli, ricordando di aver già ricevuto 17 querele, di cui 12 già archiviate. Vanin non si è detto preoccupato dell'arrivo della 18ª. Abbiamo accennato al turismo, allora a Venezia una mobilitazione itinerante dei lavoratori proprio dell'industria turistica per denunciare il mancato rinnovo del contratto di categoria.
Una mobilitazione itinerante a bordo di una motonave in quella che è il simbolo dell'industria turistica per denunciare il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto ormai da 6 anni. I lavoratori dell'industria turistica, grandi catene alberghiere, parchi divertimenti del Garda e tour operator hanno accompagnato la giornata di sciopero con una manifestazione in più punti della città. Un settore in cui i flussi e quindi gli introiti sono in continua crescita, ma gli stipendi dei dipendenti rimangono al palo. Allo slogan "Il contratto ci spetta", oltre 150 tra delegati e operatori sindacali di CGIL e CISL-UIL hanno manifestato a nome degli oltre 10.000 lavoratori impiegati in più di un centinaio di aziende del comparto, per cui è applicato questo genere di contratto in Veneto, partendo da Fusina e arrivando in Riva degli Schiavoni, dove è avvenuto un primo presidio davanti al Danieli, al termine del quale i manifestanti sono ripartiti alla volta di Santa Maria Elisabetta per manifestare anche a Lido in occasione dell'ultima serata della Mostra del Cinema. E ora le vostre segnalazioni ad Antenna 3, rumori molesti provocati dal traffico intenso in via Forte Marghera a Mestre. I residenti denunciano la strada ha crepe in vari punti e noi abbiamo paura. Questo è il rumore molesto che i residenti di Viale Forte Marghera a Mestre subiscono quotidianamente, giorno e notte, ad ogni passaggio di auto, furgoni, bus, corriere e peggio camion, specie se con rimorchi. Qui l'asfalto, rattoppato vistosamente, come si vede da queste nostre immagini, si è infossato di diversi centimetri, al punto che ad ogni passaggio tremano tutte le case. La paura è che con i palazzi vistosamente crepati possa cedere anche la strada, visto che sotto ci passa l'acqua, quella del Canal Salso da una parte e dell'Osellino poco più in là. Le preoccupazioni e l'angoscia dei residenti raccontate dal loro portavoce. Perché noi abbiamo acque che stanno sfondando, stanno scavando, proprio perché noi siamo in mezzo fra due fiumi, stanno scavando da destra a sinistra quest'area qui. Teniamo conto che erano anche zone industriali anche che sono fortemente inquinate, tant'è che in molte zone guai se si apre 1 metro quadrato perché viene fuori di tutto, fosfogesi. Insomma, questa strada di Viale Forte Marghera andrebbe manutentata con monitoraggi costanti in merito alla sua tenuta. Non sembra, ma quest'acqua scava come scava la roccia, scava addirittura questo terreno qui e non sappiamo quando quest'acqua passa che cosa sta trasportando e cosa sta scaricando nel canale. E poi c'è la nuova pista ciclabile, 1 chilometro poco più, sempre qui sul lato sud, incrocio con Viale Ancona, trafficatissima da biciclette e monopattini, eppure non segnalata dai previsti simboli scritte per terra in orizzontale, ma solo con i 2 cartelli posti alle 2 estremità, cioè verso Piazza Barche, direzione Mestre, e in direzione Venezia, poco prima di Forte Marghera. E poi il degrado con la barca abbandonata e semiaffondata in Canal Salso, gli odori fetidi e nauseabondi che sgorgono H24 da questa canaletta. Non conosciamo la provenienza e non sappiamo neanche se siano inquinanti o meno, nessuno ha mai fatto delle verifiche. Quindi il paradosso, il marciapiede come la strada completamente dissestato tra buche e groviere e incuria, al punto che ci si trova costretti a tenere sospeso tra le mani il deambulatore per evitare di cadere. E ci sono persone anziane che cadono e si fanno male, abbiamo tombini completamente affossati. Del resto, questo cartello la dice tutta. Attenzione, pavimentazione dissestata, della serie "se cadi qui, fatti tuoi", eri stato avvisato. Il meteo adesso, perché il meteo regionale Veneto comunica tra il pomeriggio di domani e la mattinata di lunedì un veloce passaggio di un intenso impulso perturbato. Sono previste precipitazioni estese anche temporalesche a iniziare dal pomeriggio di domani con fase più intensa tra la serata e le prime ore di lunedì. Saranno probabili fenomeni localmente intensi, forti rovesci anche ripetuti, forti raffiche di vento e quantitativi di precipitazione anche abbondanti. Sulla base delle previsioni il centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido dalle 14 di domani alla stessa ora di lunedì. Continuano le polemiche sull'opera della regista georgiana De Antico, la cui proiezione alle giornate degli autori della Mostra del Cinema è stata prima vietata dal Tribunale di Venezia e dopo pochi giorni riammessa. Una storia ambientata nella San Pietroburgo dei giorni nostri durante le espulsioni illegali di massa dei georgiani da parte della Russia.
Dopo il blocco della proiezione nella sezione degli autori con tanto di decreto d'urgenza del Tribunale di Venezia, a 2 giorni dalla chiusura della mostra del cinema, The Antique della regista Georgiana Gluridze è stato proiettato. I 2 coproduttori di minoranza, russo e croato, avevano chiesto il blocco per questioni di copyright, ma dopo la decisione del giudice le associazioni di giornate degli autori sono scese in campo a sostegno della regista e in poco tempo si è rovesciato il provvedimento di Chiara Legale, che lavora di concerto col collega del Foro di Roma Bruno Della Ragione. Una campagna stampa propugnata da Giornate degli Autori e dalla regista del film che accusava noi, i legali e il Tribunale di essere stati influenzati niente po' di meno che da Putin, il presidente russo, allegando supposte censure e inibizione della libertà di espressione dell'artista e del regista. Niente di vero, bastava instaurare un minimo di contraddittorio e mettere luce agli atti giuridici per capire che si trattava di una banale, seppur importante, violazione di copyright. Abbiamo appreso nella serata di ieri l'altro dal sito web di Giornate degli Autori che il Tribunale di Venezia ha emesso un provvedimento di segno contrario, senza che noi fossimo mai stati notiziati, dove autorizzava la proiezione del film. L'avvocato sostiene però di non essere mai stata avvisata e evidenzia. Ha emesso quindi 2 provvedimenti, entrambi validi, uno che inibisce la proiezione del film e uno che la autorizza. Io il provvedimento del giudice mi è stato forwardato gentilmente via email, quindi al di fuori di qualsiasi ufficialità, dagli legali di Giornate degli Autori. Mosole ha provato a chiedere chiarimenti in tribunale, ma non li ha ricevuti. Stiamo valutando quali azioni intraprendere e sicuramente verranno prese tutte le azioni possibili, in primis la denuncia al Consiglio Superiore della Magistratura, se non denunce penali e risarcimento danni, che resta sicuramente la misura principale in sede civile. La storia è ambientata nella San Pietroburgo dei giorni nostri, durante le espulsioni illegali di massa dei georgiani da parte della Russia, e si riferisce a eventi reali che hanno causato grande sofferenza alla popolazione. Ora torniamo al concorso, perché al Lido la mostra sta per vivere le battute finali. Dovremmo avere in collegamento telefonico il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo, a te. Buonasera Lina, a te e ai nostri telespettatori. Sì, la cerimonia è iniziata da una decina di minuti, ben condotta dalla madrina Stella Arbitri. Rispetto al collegamento precedente vi posso dire 2 cose. La prima cosa è che l'Italia certamente avrà un premio, perché il cast è tornato sul tappeto rosso e si è avviato verso la sala. E poi è tornato, come era stato ventilato, anche per Almodovar, anche lui possibile Leone d'Oro, o comunque il suo film La stanza accanto sull'eutanasia, riceverà un premio nel palmarès. Ma a proposito di Totò Leoni, abbiamo fatto i pronostici con una importante inviata qui alla mostra. Può partire il servizio. Mi sembra abbastanza certo che qualcosa vincerà Pedro Almodovar per La stanza accanto, The Room Next Door, e io personalmente darei una Coppa Volpi ex aequo sia a Julianne Moore che a Tilda Swinton. È piaciuto tanto anche The Brutalist, in cui Adrien Brody potrebbe vincere una Coppa Volpi, anche se personalmente, se potessi scegliere, se facessi parte della giuria, io la Coppa Volpi la darei a Daniel Craig, perché secondo me in Queer di Luca Guadagnino insomma, è stato davvero notevole, ha fatto un ruolo completamente diverso rispetto alle sue corde, quindi sicuramente è stata una prova attoriale notevole. Purtroppo non credo, Lorenzo, che gli italiani, a parte appunto eventualmente Queer di Luca Guadagnino, ma gli altri film girati in lingua italiana, per intenderci, dovrebbero vincere qualcosa. Tra tutti forse quello che più potrebbe andare incontro ai gusti della presidente di giuria, Isobel Huppert, potrebbe essere Vermiglio. A me personalmente aveva divertito Diva Futura, l'ho trovato molto pop e anche ben girato e ben recitato,
citato, ma non so se siamo in zona Leone. E poi sicuramente mi dimentico qualcosa. Mi ha personalmente un po' deluso, non so se lo posso dire, Joker, sul quale avevo tante aspettative, ma non credo che quest'anno Todd Phillips ritornerà al Leone d'Oro come fu per il primo. Avere qui per quella famosa domenica che nessuno si può più dimenticare, in cui c'erano Brad Pitt e George Clooney insieme, è stata davvero bella. E poi insomma è venuta Angelina Jolie, è venuta Nicole Kidman. Secondo me la mostra quest'anno da questo punto di vista è stata elevatissima. Eccoci, ma questa sera è anche il momento del film di chiusura di Pupi Avati, l'orso americano. Abbiamo avuto la fortuna, il privilegio di poter incontrare quasi tutte le cast che vediamo in servizio sul film. L'orso americano è il film di chiusura dell'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che porta il regista Pupi Avati per la 10ª volta in Laguna al Festival. 10ª volta, ma la prima volta che la chiudiamo, ed è qualche cosa che non ci attendavamo quasi più, perché insomma c'è tutto un nuovo cinema italiano che merita sicuramente di venire a Venezia, ma viene perché i film sono tantissimi, le produzioni sono tantissime, quindi anche se non in concorso, anche se in una posizione finale, tuttavia è sempre venire a Venezia e avere una vetrina così straordinaria, soprattutto come in questi ultimi anni Venezia, perché Venezia è diventato probabilmente il festival numero 1 al mondo. Una giuria straniera, con una giuria scelta molto bene come quella di quest'anno, formata da Barbera. Forse, non è una lamentela la mia, ma solo una constatazione, se fossimo stati in concorso, chissà se non fosse stato il momento di vincere qualcosa. Per me l'orto americano è un grande ritorno al cinema, con un'esperienza del tutto di genere. E la mostra di Venezia per te che cos'è? Per me è un ritorno molto bello, crescendo. Mi diedero il premio Chineo nel 2019. Sono contentissima di essere qui, spero che il film piaccia. A noi piace tantissimo nel genere che è gotico, nel fatto narrativo, quindi speriamo che abbia il suo successo. Vi saluto, guardate l'intervista, seguite il canale e grazie a tutti. Ciao Antenna 3, da Venezia. Eccoci, la cerimonia è in corso alla presenza del nuovo ministro dei beni culturali Giuli, che però Lina non è passato per il red carpet. Se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Lorenzo. Allora, pronti per il prossimo collegamento nell'edizione di Treviso, in cui speriamo di svelare i premi. Ministro, hai detto bene che è seduto accanto all'amico presidente della Biennale di Venezia Buttafuoco nella Sala Grande, dove è iniziata la cerimonia, ma non è appunto transitato dal red carpet. A me non rimane che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento naturalmente all'edizione di Treviso. Arrivederci.